Osteria Il Grottino. Oggi mi fermo qui. Buongiorno. Buongiorno, sono una gatta vicentina. C'è posto per me? Prego. Grazie. Qual è la vostra tipicità? Il Grottino è conosciuto per gli spunciotti. Gli spunciotti sono queste tartine che produciamo da 18 anni. In 18 anni c'è stata un'evoluzione della tartina, no? Si partiva dalla classica fettina di pane rotondo e adesso usiamo un pane allo strutto, quindi anche un pane per chi ha problemi con intolleranze sul latte o altre cose, cercando di essere un po' attenti a tutto quello che è l'evoluzione di questi tempi, no? Perché non tutti possono mangiare tutto, per cui tant'è che in questi anni siamo arrivati a superare i 180 gusti di tartine diversi. 180 sì, perché comunque sai, la tipicità, le cose del posto, del luogo, frutta, verdura, chilometro zero, chilometro poco zero, Chilometro casa. Chilometro casa, dove comunque facendo così, lavorando così, riusciamo ad accontentare quasi tutti, ti dico quasi tutti. A tal proposito, qualche anno fa mi sono inventato i cestini di polenta, che soprattutto sono una cosa più invernale, dove riesco veramente a gestire anche il celiaco, perché la polenta gialla, farina di mais, può essere mangiata anche dal celiaco, e quindi riesco a gestire anche questa cosa, accontentando ancora un po' più di persone. E da bere invece? Da bere, guarda, bella domanda. Con il V-Off, in occasione del V-Off, abbiamo proposto un vino di queste zone, siamo a Ronca, sui colli Lessini, una Durella Metro Charmat, Durella Garganega, una bolla molto fine, molto morbida, un extra dry, con questo colore dorato. E qui ci ricolleghiamo alla Fiera dell'Oro che c'è stata e abbiamo proposto questo prodotto, questa eccellenza veneta per stare sul filo di quello che era la Fiera dell'Oro. E allora Fabio, stupiscimi. Va bene, ci proverò. L'Osteria Il Grottino si trova in Piazza delle Erbe a Vicenza, proprio ai piedi della Basilica Palladiana, e fa parte del circuito delle botteghe storiche. Il Grottino è un luogo molto amato dai vicentini, soprattutto dagli amanti dell'aperitivo. Ci sono molte proposte che vanno da vini del territorio fino al classico spritz veneto e al meno noto ma altrettanto buono Casa, un aperitivo che Fabio ha inventato per uno dei suoi clienti. Accanto al bere non può mancare la proposta gastronomica e Fabio è un vulcano di idee, si è inventato 180 gusti di tartine diverse. Proposte di oggi: un stuzzico veloce, leggero, del crudo con una mousse di basilico, la classica soppressa veneta con del grana, dei pomodorini, un'aggiunta di aceto balsamico, una pancetta pepata, sempre di colli, delle melanzane trifolate e del vezzana stagionato. Siamo a settembre, periodo di fichi, crudo ricotta e fichi con dei semi di papavero. La numero uno, cioè la prima che ho iniziato a fare da molti anni or sono, che è il classico prosciutto, funghi e scamorza, cioè adatto ai bambini, agli adulti, adatto a tutti praticamente. E questa è un'altra proposta molto interessante, che è una cipolla caramellata, cipolla caramellata dolce, tonno acciuga. Il vino, come dicevo, accompagnato a questo extra dry dei colli Lessini, è una proposta molto interessante e un buon aperitivo. Grazie. Allora, da Fabio al Grottino per 7 tartine e un calice di vino del luogo abbiamo speso 10 euro. Grazie. Grazie a te. L'Osteria Il Grottino si merita 5 gatte.